Adesso si è appena insediato il nuovo governo e chiederò subito appuntamento al ministro Giorgetti per intervenire su questo bando, ma soprattutto per programmare quelli futuri. Il Veneto non molla sui fondi per i piccoli comuni deviati tutti al centro-sud Italia e punta a far cambiare i parametri di assegnazione penalizzanti non solo la nostra regione, ma quasi tutto il settentrione. Parliamo di una discriminazione amministrativa che vede il Veneto completamente cancellato dalle graduatorie. 439 i progetti presentati, 0 quelli finanziati. Capite che di fronte a un'esclusione così forte non possiamo rimanere silenti, perché quell'indice di vulnerabilità sociale che oggi esclude costantemente i comuni del nord venga tolto definitivamente dalle graduatorie degli altri bandi. Nessuna guerra tra territori, chiarisce Conte, ma una visione diversa dell'Italia. Noi guardiamo al presente ma soprattutto al futuro, nel senso che sogniamo davvero un paese, il paese Italia, che sia un paese meritocratico dove i comuni virtuosi, le realtà virtuose facciano da traino per quelle realtà che magari sono maggiormente in difficoltà. Oggi invece in Italia succede esattamente il contrario.